riflessione di carattere culturale, proprio perché siamo immersi in mutamenti rilevantissimi, molto rapidi, molto veloci, e quando si sta dentro i mutamenti è anche molto difficile capire, e credo che sia un'esigenza per tutti, come cittadini, come persone che vogliono essere cittadini informati, che è l'elemento chiave della partecipazione civica e della democrazia, proprio per capire poi che cosa fare. Poi ciascuno ovviamente agisce anche in termini politici o in termini di associazionismo nelle forme che ritiene più opportune. L'ha già detto Leo prima, e credo che non serva concentrarci sul passato, ma brevemente possiamo dire che davvero in poco meno di 40 anni la società veneta e del nord-est, noi siamo in Veneto, quindi prendiamo questo come riferimento, è profondamente cambiata. È profondamente cambiata, ed è cambiata non secondo percorsi classici che hanno fatto altre regioni con altre storie, perché qui l'elemento chiave è stata, se volete, l'emersione di una sorta di imprenditoria di massa, o di capitalismo molecolare, che in qualche modo ha dato un tono del tutto diverso dallo sviluppo e dalla crescita, forse è meglio usare questa parola, perché io sono d'accordo con quelli che ritengono che ormai non si possa più misurare la questione del benessere attorno al tema solamente quantitativo, e quindi parlare di sviluppo è un concetto che già implica una valutazione qualitativa positiva, mentre forse la crescita in qualche modo ci illustra solo la dimensione meramente, chiamiamola, economica e statistica. Quindi nella sostanza questa trasformazione è stata sostanzialmente imposta da un meccanismo societario che ha prodotto per caratteristiche specifiche di questa regione, di quest'area del paese, una sorta di imprenditoria di massa, di capitalismo molecolare, fondato essenzialmente sulla piccolissima impresa. Guardate che è un fenomeno che non ha eguali non solo in Italia, ma in altre parti d'Europa, in questa dimensione quantitativa. Quindi viviamo una situazione del tutto specifica. Perché questo? Perché evidentemente la struttura produttiva, soprattutto quando è fatta da piccolissime imprese, determina non solo l'orientamento del cosiddetto homo economicus veneto, no? Cioè sostanzialmente il suo atteggiamento verso la vita, che si è tradotto in un meccanismo anche molto particolare, no? Quella sorta di, io lo chiamo protestantesimo del fare. Protestantesimo nel senso che c'è un'etica quasi calvinista del lavoro, che andava verso appunto il fare, dove questo fare suppliva altri meccanismi, suppliva come poteva in qualche modo i meccanismi legati a una rete di saperi, a capitali accumulati in precedenza, a tradizioni imprenditoriali che si fondavano nel vecchio modello fordista, appunto sulla grande fabbrica. Se pensate a che cos'era il Veneto a fine degli anni 60, anche in termini industriali, c'era Porto Marghera, Emiliano gli è cresciuta in qualche modo attorno, gravitava attorno a quell'area, la Zanussi, Marzotto e poco altro. E questa regione invece nell'arco di 20 e poco più anni si è trasformata invece in una società di imprenditori di massa. E guardate, c'è stato un passaggio, un salto. Mentre in Lombardia o in Piemonte noi abbiamo avuto un passaggio forte da una popolazione contadina che è diventata sostanzialmente, attraverso tutta una serie di passaggi, borghesia, questo nel Veneto non c'è stato. E quando parlo di borghesia non parlo solamente di classe, ma parlo anche di ceto, con uno status, con uno stile di vita, con una serie di valori che gli sono riconosciuti da altri. È come se il Veneto avesse fatto un salto da
agricoltori, tra l'altro una struttura agricola particolarissima, perché Leo parlava della famosa figura del mezzadro, ma in realtà noi in pochissimi casi qui abbiamo avuto mezzadria. Non siamo l'Emilia Romagna. Qui c'è stata la piccola proprietà per una serie di motivi legati, per molto temporale, non stiamo parlando del Moglianese in particolare, o del sud del Veneto, stiamo parlando del Veneto. La parte preponderante non era la mezzadria, dico che non è che non esistesse mezzadria, ma non era la parte preponderante. La parte preponderante era la piccola proprietà contadina.